Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura l'operazione di oggi a Messina che ha portato a 9 indagati per indagini in merito al centro Nemo Sud. Spicca il nome dell'assessore Volo che si è detta serena e consapevole di avere sempre agito nel pieno rispetto delle regole. I reati contestati sono peculato e corruzione, sequestrati ampi 11 milioni di euro di beni. Il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto al largo della Daura, a Palermo. A lanciare l'allarme sarebbe stato un sub. La vittima, che indossava un costume da bagno, è stata trovata in mare aperto. Si tratterebbe di un 35enne del Bangladesh. Non indossava né il casco né l'imbragatura necessaria, questo quanto accertato sull'incidente mortale che ha coinvolto Giuseppe Carpinelli, l'operaio deceduto mentre lavorava nella pala eolica del Parco Trapanese a Salemi. Sul caso la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta. Salgono a 14 le spiagge premiate in Sicilia quest'anno con il riconoscimento di Bandiera Blu 2024. Alle 11 dell'anno scorso si aggiungono 3 new entry, si tratta di Scicli, Taormina e Letojanni. E in chiusura il meteo, anche domani il bel tempo continuerà a farla da padrone nella nostra isola, con temperature che supereranno i 30 gradi a Ragusa, ma che nella maggior parte delle province si manterranno sopra la media stagionale. Diramato uno stato di preallerta per rischio incendi su tutta la Sicilia. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.